Una rivelazione potente ha appena scosso la notte di Napoli, lasciando tutta la tifoseria del nostro amato Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, di quelli che nessuno vuole perdere, portando informazioni freschissime direttamente dai corridoi azzurri. Come sempre, restiamo fedeli alla nostra missione, alzare il livello, offrirvi ciò che c'è di più recente, più affidabile e mais decisivo per il futuro del club. Prima di entrare in un tema che già sta facendo parlare tutta la città, lascia un like e iscriviti al canale. Questo aiuta tantissimo il nostro lavoro. Perché oggi, dietro le porte chiuse del Napoli, qualcosa di veramente gigantesco sta per accadere. E la bomba di questa volta riguarda quello che potrebbe essere il grande rinforzo del centrocampo a gennaio. Kobbie Mainoo. Il giovane talento del Manchester United non lo nasconde più, vuole il Napoli. Il desiderio del giocatore, secondo Luca Marchetti di Sky Sport, è chiarissimo. Mainoo vede nella Serie A l'occasione di giocare con continuità, crescere sotto un allenatore esigente come Antonio Conte e conquistare il suo posto nella nazionale inglese in vista del mondiale. Ma se Mainoo vuole il Napoli, perché l'operazione non è ancora chiusa? Marchetti spiega che l'ostacolo non è tecnico né economico, è strategico. Il Napoli deve prima capire con precisione i tempi di recupero di Anguissa, pedina fondamentale del centrocampo, la cui assenza ha aperto un vuoto che la rosa non è riuscita a colmare. Se Anguissa dovesse rientrare presto, il club potrebbe rimandare l'arrivo di un sostituto immediato. Se invece il recupero dovesse slittare, Mainoo diventerebbe una priorità assoluta già dal 2 gennaio. Appena aprirà la finestra di mercato. Ma c'è un secondo punto cruciale, le uscite. La rosa è al limite delle regole della Serie A, e Manna deve liberare spazio, sia per motivi economici, sia per le liste. Giocatori che non stanno rendendo o che hanno perso spazio potrebbero essere ceduti per aprire la porta all'inglese. Se ciò non avverrà rapidamente, il Napoli rischia di perdere tempo prezioso e vedere il Manchester United chiudere la trattativa. Ed è qui che nasce la sfida più grande, le tempistiche. Se il Napoli vuole Mainoo subito, deve accelerare adesso. Aspettare la fine della finestra potrebbe essere fatale, perché lo United non ha ancora deciso se utilizzarlo come riserva dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane. E più ci si avvicina a febbraio, più diventa difficile convincere gli inglesi a lasciar partire un talento così promettente. Dall'altra parte, però, il desiderio di Mainoo pesa moltissimo. Vuole minuti, vuole responsabilità, e il Napoli gli offre proprio questo. Conte ha già approvato il suo nome e vede in lui il sostituto ideale di Anguissa, forte, veloce, aggressivo nei contrasti e intelligente nella conduzione. Il profilo perfetto per il sistema dell'allenatore. E il club lo sa, occasioni così non capitano due volte. Adesso tutto dipende da 3 risposte. E quando torna Anguissa? Chi verrà ceduto per liberare spazio? Lo United accetterà un prestito immediato? Se queste 3 condizioni si allineeranno, Mainoo sarà un giocatore del Napoli. In caso contrario, l'operazione rischia di crollare nei dettagli, e gennaio non aspetta nessuno. Ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli, il club deve chiudere Mainoo anche prima di sapere i tempi di Anguissa? È lui il rinforzo giusto per cambiare il centrocampo? Lasciate la vostra opinione nei commenti. E non dimenticate di mandare un super thanks che sostiene tantissimo il nostro lavoro.